udì nella sua bottega un falegname parlava con un pezzo di legname. All'improvviso il burattino si trasformò in un bimbo birichino. Era un bugiardo. E fu così che una mattina lui vide in faccia la bella fatina. Lo stesso giorno, e non fu un caso, si ritrovò ad aver più lungo il naso. E fu così che una mattina lui vide in faccia la bella fatina. Lo stesso giorno, così per caso, si ritrovò ad aver più lungo il naso. Di marachelle ne ha fatte tante, finché conobbe un piccolo birbante che una mattina, guardandolo negli occhi, gli disse: andiamo nel paese dei balocchi. Con i suoi amici in giro si dimenava, mentre il suo babbo invano lo cercava. Ma quando in sciupo per magia fu trasformato da un pesce cane,